e furti e la pianificazione di sequestri di persona, pericolosa banda di romeni scoperta e bloccata dai carabinieri di Bassano del Grappa. Scene da Far West tra Ferrara e Rodigino, 4 persone fuggono sul furgone rubato, i carabinieri intercettano il mezzo e nel corso dell'inseguimento vengono esplosi alcuni colpi di pistola. Buste paga sempre più leggere in Veneto, lo rileva l'indagine di Jobs Pricing, peggior crollo nella provincia di Treviso dove gli stipendi hanno perso in media 253 euro in un anno. L'emergenza maltempo in Veneto non è finita, pressing del governatore del Veneto sul governo, ne nasce un libro fotografico sul disastro, lo invieremo a Roma, dice come promemoria. Tragedia di Corinaldo, ieri sera a Ring un esperto di sicurezza nei locali, in quella discoteca c'erano pochi addetti, dice, e lo spray urticante si può rilevare con il metal detector. Stamane il consiglio di indirizzo di Fondazione Cassamarca con la nomina del nuovo presidente Luigi Garofalo dopo i 26 anni di Dino De Poli, sul futuro dell'ente lo spettro di 150 milioni di debiti. Il nostro viaggio tra i presepi, nel comando dei Vigili del Fuoco un'attività speciale, raccolta fondi per piantare un bosco nella montagna colpita dal maltempo. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali e la cronaca in primo piano, la cronaca di un'importante operazione dei carabinieri di Bassano del Grappa che ha permesso ai militari di bloccare una pericolosa banda di malviventi dedita a numerose attività criminali, dalle rapine ai furti anche alla pianificazione di sequestri di persona. Ci racconta quanto accaduto la nostra Vanessa Banzato da Bassano. Vanessa. Sì, buongiorno dalla redazione di Bassano, brillante operazione dei carabinieri bassanesi. Nel dicembre 2017 avevano rapinato un'azienda di abiti di lusso di Novi, la Seven Gold, da cui prende il nome l'operazione dei militari bassanesi che hanno arrestato 5 professionisti del crimine. Un arresto che arriva mentre la banda, tutta formata di romeni stanziati tra le province di Milano e Lecco, si stava preparando per sequestrare un ricco imprenditore del milanese. Gli uomini dell'arma, guidati dal capitano Castellari, sono riusciti, grazie a intercettazioni telefoniche, a incastrare il quintetto che è stato fermato nei giorni scorsi. Individui pericolosissimi, dicevamo professionisti del crimine. Hanno trovato e sequestrato i militari anche un magazzino dove c'era custodita tutta la merce che era stata rubata a Nove, altro materiale trafugato per un valore di oltre 1 milione di euro. Per loro l'accusa è di associazione a delinquere finalizzata a sequestro di persona, rapina aggravata e furto aggravato, e le indagini continuano. Per il momento è tutto, ricevo la linea allo studio. Grazie a Vanessa Banzato. Ancora carabinieri in azione, ancora criminali in azione, scene quasi da Far West nella tarda serata di ieri tra Ferrara e Santa Maria Maddalena in provincia di Rovigo. 3 o 4 persone sono fuggite a bordo di un furgone rubato, i carabinieri hanno intercettato il mezzo e si sono messi all'inseguimento dei ladri e nel corso dell'operazione sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. I malviventi hanno attraversato il ponte del Po e hanno quindi raggiunto Santa Maria Maddalena. Con il furgone sono andati a sbattere contro la cancellata di un'abitazione, hanno abbandonato il mezzo e hanno poi proseguito la loro fuga a piedi e in inseguimento ovviamente la caccia ai banditi continua. La Polizia Stradale di Verona invece ha eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare, 4 in carcere, 1 nei domiciliari tra Verona, Salerno e Milano, nei confronti di altrettante persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Il sistema di questo gruppo era tanto semplice quanto geniale. I truffatori infatti avevano intestato a un prestanome una ditta di autotrasporti che si proponeva sul mercato a prezzi stracciati e una volta ottenute da ditte e distributori la commessa per effettuare un trasporto merci, si presentavano con regolari bolle, prelevavano il carico e poi sparivano. Grazie anche all'utilizzo dei social network da parte dei camionisti, la polizia è riuscita a recuperare 2 carichi per un valore di circa 150.000 euro ed avviare quindi l'indagine che ha portato all'arresto di 5 persone. Adesso dalla cronaca passiamo all'economia, o meglio facciamo i conti in tasca ai veneti, agli stipendi dei veneti. C'è un'indagine di Job Pricing che si occupa proprio di indagini economici, è un istituto appunto che fa statistica e rilevazione di questo tipo. Ebbene, è un'indagine che getta un'ombra sul Veneto perché c'è la perdita di denaro da parte dei veneti, dei loro stipendi. Tutte le province con segno
meno rispetto all'anno scorso. Il maggiore crollo è nella Marca Trevigiana. Crollano gli stipendi e la provincia di Treviso si scopre più povera. Nel 2018 le buste paga dei dipendenti si sono ridotte in media di circa 250 euro rispetto all'anno precedente, meno 8%, la riduzione più consistente tra le province venete, che comunque registrano tutte un calo che va dal 2% dei lavoratori di Belluno al 3% di quelli di Padova e Rovigo, al 4% di Verona e Venezia, al 7% di Vicenza, fino appunto all'8% dei lavoratori dipendenti della Marca Trevigiana. Treviso dunque crolla a livello nazionale dalla 27esima alla 35esima posizione, proprio appena sopra la cosiddetta zona di allarme, secondo la classifica di Job Pricing che ha curato l'indagine pubblicata a fine novembre e con dati relativi alla retribuzione annua lorda. Stipendio dei trevigiani che si attesta nel 2018 in media sui 29.036 euro, ben 253 euro in meno rispetto al 2017. Podio delle retribuzioni più alte d'Italia aspetta Milano con oltre 34.000 euro annui di media, seguiti dalla provincia di Monza Brianza 32.000, terzo e quarto posto per Bolzano e Bologna con oltre 31.000 euro. Ed ora per tornare a parlare dell'emergenza maltempo della montagna ferita. L'emergenza c'è ancora, lo ha ribadito ieri il governatore del Veneto Luca Zaia, un pressing sul governo. L'occasione è la presentazione di quel libro fotografico, gli scatti di quel disastro che, dice il governatore, diventerà un promemoria per il governo. La mandiamo tutti i parlamentari della Repubblica Italiana come promemoria, la mandiamo a tutti i ministri come promemoria, la mandiamo al Presidente del Consiglio dei Ministri come promemoria. Un promemoria composto di cifre come il $1 miliardo di danni stimati o i 100.000 ettari di bosco coinvolti e di immagini, tantissime da tutta la regione, che testimoniano i danni provocati dalla recente ondata di maltempo. Numeri e immagini contenuti nell'Instant Book Veneto in ginocchio, presentato dal governatore Luca Zaia nella sede di Tre Baseleghe di Grafica Veneta. Un libro per non dimenticare, come scrive Zaia nella prefazione, che l'emergenza non è finita, ma il Veneto non molla. Questa è una tragedia che deve entrare negli annali della storia, no? Avere 100.000 ettari di bosco interessato, dei quali 28.000 rasi al suolo, vuol dire avere una tragedia unica nel suo genere. Ma la tragedia del maltempo che ha devastato parte della regione ha confermato anche lo spirito di solidarietà e la laboriosità di un popolo che davanti alle avversità si rimbocca subito le maniche. Noi abbiamo, in prima pagina abbiamo questa foto che io ricordo. Qui le auto sono state portate via e di detriti non c'è più neanche la traccia, cioè, oltre ad aver fatto la pulizia si sono messi anche a lavare, a pulire i muri, cioè, è tutto ripristinato. Ciò non toglie che il danno ci sia, soprattutto abbiamo 28.000 ettari di bosco che sono a terra da asportare, quindi con tutte le difficoltà del caso. Difficoltà da superare con ogni mezzo, anche attraverso questo libro. Sicuramente uno strumento che aiuterà a raccogliere dei soldi che bene o male servono a questo territorio, ma è anche uno strumento che dà la possibilità di far capire cosa è successo e quanto difficile sia questa situazione. Su ciò che è accaduto non bisogna abbassare la guardia finché tutti gli interventi non saranno portati a termine. Zaia è ottimista. Gli stanziamenti stanno arrivando perché abbiamo avuto un primo stanziamento di 53 milioni. Adesso entro fine anno c'è un altro di $0,5 miliardo e a quota parte arriverà al Veneto, quindi dovremmo arrivare a un centinaio di milioni già disponibili. Poi si annunciano ovviamente $0,5 miliardo nella legge di stabilità sempre per stanziamenti per questi fatti e poi si annunciano anche investimenti a tutela del dissesto idrogeologico per, io spero, miliardi di euro, visto considerato che dalle dichiarazioni si evince questo, e anche queste sono risorse che arrivano in Veneto. Intanto nel comune simbolo della montagna ferita Roccapietro si cerca di tornare alla normalità e nello scorso fine settimana nella località ai piedi della Marmolada è andato anche il piccolo Achille, lo ricorderete, il bimbo di Mira che ha commosso tutti donando i suoi risparmi, 5 euro, proprio alla montagna devastata. È arrivata la neve a Roccapietore e nel paese simbolo della devastazione causata dal maltempo di fine ottobre, nel weekend dell'Immacolata si è cominciata a respirare un'aria diversa, quella della normalità che, seppur ancora lontana, si cerca di riportare il prima possibile, con il presepe, le decorazioni di Natale, l'ufficio turistico aperto, e se per le piste nel territorio comunale ci vorrà ancora qualche giorno, per Natale tutto sarà pronto per accogliere i turisti.
Se il Dolomiti Super Ski e tutta la zona delle Dolomiti attorno a noi bene o male è partita già ieri, per noi i problemi sono ancora un po' in itinere, però io credo che nel giro di pochi giorni, penso dalla metà, dal 20 di dicembre in poi, possiamo dire di essere pronti anche noi con gli impianti di risalita. Ma se non per sciare, diverse persone nel weekend si sono recate a Roccapietro e a Sottoguda, chi per curiosità, chi per vedere i progressi nella ricostruzione, chi per dare comunque una mano, magari pranzando in un ristorante della località. È un turismo comunque, è un turismo magari di curiosi, per l'amor di Dio, ma è lecito essere, anch'io vado alla diga del Vajont per vedere la diga del Vajont, tutti vanno alla diga del Vajont appena ne hanno possibilità, ma non è un turismo macabro. Io vedo invece che è una ricchezza in questo momento che noi dobbiamo saper gestire e che sarà anche nei prossimi mesi importante. E tra le tante storie di solidarietà che hanno commosso in queste settimane c'è quella del piccolo Achille, il bimbo di 9 anni di Mira, che ha donato 5 euro per aiutare la montagna ferita, ed in questo fine settimana Achille è andato a Roccapietro per l'accensione dell'albero di Natale. L'importante è averlo avuto con noi e avergli fatto trovare i carabinieri forestali che lui voleva tanto, avergli fatto conoscere un comandante dei vigili del fuoco e un po' di festa con i nostri bambini, molto semplicemente come sappiamo fare noi. A Castelfranco ora cambiamo decisamente argomento, non si placano infatti le polemiche sul prete, il sacerdote Don Claudio Miglioranza, che ha attaccato durante l'omelia di domenica niente meno che il ministro dell'Interno Salvini. Sono storie a dire voi pensate a fare il prete, che cosa vuol dire? Io mi preoccupo di diffondere il Vangelo, ma secondo quello che dice il Vangelo. La religione non è chiudersi in chiesa, la religione è vivere nell'ambiente, sul territorio, a vivere su quello che è la situazione reale della gente e della società. Così Don Claudio Miglioranza all'indomani della bufera scoppiata dopo la predica nella messa celebrata alla Pieve di Castelfranco. Nel mirino le parole del sacerdote nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per il decreto sicurezza e per le sue scelte politiche in materia di immigrazione. Io ho detto anche che fomenta il razzismo, perché tutti quelli che sono stranieri sono irregolari nell'accento che lui pone, e poi quando ci sono incidenti evidentemente il primo accenno è agli stranieri che invadono il nostro paese. Parole che hanno irritato alcuni parrocchiani presenti alla funzione, ma Don Miglioranza non si scompone. Prete di frontiera, più volte in prima linea per i diritti civili, è noto per posizioni che hanno fatto discutere, dalla difesa dei migranti alle unioni civili per le coppie gay, alle critiche all'allora AD di Fiat Sergio Marchionne sui diritti dei lavoratori. Ora tocca a Salvini. Si proclama cattolico brandendo il Vangelo e il Santo Rosario, e io ho detto che va bene, può proclamarsi cattolico, ma certamente questo non è cristiano, per cui la sua predica non è secondo il Vangelo. Ed il ministro dell'Interno risponde a stretto giro via social. Non ho parole, un comizio durante la messa, scrive Salvini. Manderò a questo prete il testo della legge perché capisca che è un passo avanti nel nome del rispetto, delle regole, della sicurezza, della vera integrazione. Amen. Tante reazioni ovviamente a queste parole. Ieri sera è arrivata anche la reazione del segretario regionale del Carroccio Gianantonio Darè nel corso di Ring, una puntata ricca, quella di ieri, si è parlato di tanti argomenti, ovviamente l'economia, la politica, ma anche il caso della tragedia di Corinaldo, della discoteca, dello spray urticante, delle povere vittime di quanto accaduto in quella discoteca. Allora vediamo proprio due passaggi della trasmissione di ieri. La prima è legata alle polemiche del sacerdote di Castelfranco ed è un scontro tra Gianantonio Darè e Graziano Azzalin, consigliere regionale del Partito Democratico, e poi un esperto di sicurezza nei locali della Tribal Service che ci spiega cosa può essere andato storto in quella discoteca.
Vieni richiami il parroco, insomma il prete che durante fa un comizio, se c'è uno ambiguo e che confondi i ruoli, più che ambiguo, che confondi i ruoli è proprio Salvini, perché agita il Vangelo, perché fa il segretario e il ministro degli interni, non si capisce quando è segretario e quando è ministro degli interni, lo stesso recarsi in piazza con la freccia della polizia, non si limita a fare il prete, per fare il prete con la polizia e poi basta. No, deve fare il prete, questo è una piazza simboliche, che la polizia Salvini non è tranquilla e non controllare, ve lo garantisco io, e non si sa questo prete. Non ho sempre fatto politica e prete. Ma che si teseri col PD, faccia un atto eroico, è vero, ma che si teseri, ma non può venire a dire Salvini non è cristiano, vi piace o no? Ci sono opinioni diverse. No, ci sono opinioni diverse. Politica attiva. Come si fa a gestire una cosa del genere? Semplicemente dobbiamo indirizzare assolutamente le persone in varie vie di fuga, perché bisogna essere pronti con varie vie di fuga. Bisogna fare sicuramente prima un briefing e poi sistemare il personale sulle uscite di emergenza che all'occorrenza aprono le porte e danno indicazioni alle persone. Qual era il problema qui secondo me? Che tutti sono andati nella stessa direzione. Perché? Mi pare che ci fossero 6 addetti alla sicurezza, un numero ridicolo. Pochi per le persone. Assolutamente ridicolo, perché se tu hai un palco, ne metti 2 o 3 sotto palco, uno in backstage per controllare la zona dei camerini, e chi fa gli ingressi? E chi sta dentro? Hai finito gli uomini? Cioè per 1400 persone quanti addetti alla sicurezza? Quanti? 1 a 100. Se io ho questo coso in mano, in tasca anzi, sì. Di solito molti di noi lo hanno regalato alle fidanzate, alle mogli in questi anni, sì. No? C'è stato un boom delle vendite, si nasconde facilmente. Sì. Se ci fosse qualche imbecille pronto a utilizzarlo per un furto, per organizzare dei furti, delle rapine anche in questo, come si fa? Lei se l'ha in tasca col metal detector lo troviamo. Lo trova? Sì. Però... Facciamo una prova quindi? Sì. Cioè, se io ce l'ho in tasca, mettiamolo così, sperando che non spruzzi. Ah, perché viene rilevato... Lo all'interno dell'intimo... Quando ci sono 50.000 persone da controllare bisogna fare veloci, perché sennò succede come a un concerto a Torino, che la gente controllata è rimasta fuori troppo tempo e a un certo punto la security, forse un po' lenta o forse troppo pignola, non ha velocizzato e hanno sfondato. Brevissimo istante, pochi istanti di pubblicità, poi torneremo ancora a cronaca dal Veneto. Rieccoci in studio in diretta, ancora la prima edizione dei nostri telegiornali e torniamo alla cronaca a Marghera con l'aggressione di un ragazzino alla fermata del tram. Ci racconta quanto accaduto Tiziana Bolognani. Tiziana. Sì, buongiorno da Marghera. Come hai anticipato tu da studio, l'episodio è accaduto domenica pomeriggio alla fermata del tram in piazza Mercato. Lì un ragazzo di 17 anni e la sua fidanzata sono stati avvicinati da un coetaneo. Pare che i tre si conoscessero, ma non è chiaro il motivo per il quale tra i due ragazzi ad un certo punto è scoppiata una lite. Dalle parole, gli spintoni, si è passati ai fatti e l'amico della coppia ha sferrato un colpo al 17enne con un tirapugni. Dopo l'aggressione, alla quale hanno assistito anche alcuni testimoni, l'aggressore si è allontanato, ma è già stato individuato dalle forze dell'ordine perché è noto componente di una banda di ragazzi che sovente si rendono protagonisti di risse nei confronti dei coetanei fra Mestre e Marghera. Il giovane ferito invece è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. È tutto, a voi. E adesso ancora a Marghera, ma non per parlare di una operazione, di un'azione, di un fatto di cronaca, quanto di uno sgombero che però questa mattina a Forte Marghera ha portato anche a numerose polemiche. L'ha seguito per noi Tommaso Stoppa. Tommaso. Sì, buongiorno da Mestre, dove è in corso da alcuni minuti lo sgombero dei locali
della Marco Polo System all'interno del Forte Marghera. Si tratta della società che per anni ha gestito questi antichi edifici austriaci, dopo che li aveva anche recuperati dallo stato di assoluta rovina in cui si trovavano prima. Lo sgombero arriva in seguito alla decisione del Comune di Venezia, che non ha mai, dicono invece i vertici della Marco Polo, accettato un dialogo. Il Comune sappiamo che aveva altre idee sulla gestione del forte, ma la vicenda insomma si è chiusa in maniera piuttosto antipatica, con una lite tra queste due istituzioni. Presenti alla scena dello sgombero una serie di persone, dipendenti della società, ma anche utenti quotidiani del Forte Marghera, che è diventato in questi anni uno dei luoghi più frequentati della terraferma, che hanno inscenato una protesta molto pacifica, peraltro che non ha impedito poi fisicamente lo sgombero, per dire che appunto per riconoscere i meriti di questa società pubblica riconosciuta anche a livello europeo. Per il momento la maestra è tutto, ma ulteriori aggiornamenti nella prossima edizione dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa. Adesso le prime immagini della nomina del nuovo presidente di Fondazione Cassamarca. Questa mattina il Consiglio di indirizzo che apre una nuova era per l'ente, l'importante ente trevigiano, eccolo Luigi Garofalo al centro. L'avvocato Luigi Garofalo, che come insomma era stato anticipato anche nei giorni scorsi, raccoglie la pesante eredità di Dino De Poli, 26 anni alla guida di Fondazione Cassamarca, e purtroppo questo spettro dei debiti, tanti debiti da ripianare entro il 2020. Tra le prime parole di Garofalo la necessità, dice, oltre a quella di fare squadra, anche di maggiore trasparenza, il taglio dei compensi degli organi all'interno di Fondazione Cassamarca, e poi importante anche il suo no all'ipotesi di fusione ad esempio con Verona, che sarà paventata nelle scorse settimane. Ne parleremo ampiamente questa sera nel corso del telegiornale di Treviso. Restiamo a Treviso per parlare invece dei presepi e dello speciale presepe dei Vigili del Fuoco di Treviso. Costruito un borgo della montagna bellunese con tanto di piazza, la chiesa, c'è anche il mercato. Sullo sfondo vedete le immagini della Val di Svenda, insomma, della devastazione dei boschi. Questo presepe è visitabile tutti i giorni, preferibilmente il sabato e la domenica, ma in qualsiasi orario, perché la nostra caserma è aperta tutti i giorni a tutte le ore. È un progetto di beneficenza. Con il ricavato delle offerte vorremmo acquistare degli alberi da reimpiantare nelle zone del Bellunese, quindi in modo da creare un bosco intitolato ai Vigili del Fuoco, un bosco per i Vigili del Fuoco. Come mai mi è venuta in mente questa idea? Beh, abbiamo tutti negli occhi, diciamo, la devastazione delle montagne. Anche chi non è appassionato non può non essere stato colpito dalla devastazione di queste montagne, di questi boschi, e anche a seguito di tutto il nostro lavoro che è stato fatto lì per la ripresa delle normali attività. Per cui ogni anno realizziamo un presepe, è un presepe a tema. La particolarità è questa, ci ispiriamo all'attività lavorativa di tutti i giorni, e quest'anno non potevamo non ispirarci a quello che è successo purtroppo a Belluno. Hang your nose down, Rudy. Hang your nose and cry. And Prancer and Vixen, but what do you know about Rudolph and his nose? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it,
Siamo in chiusura solo per ricordarvi l'appuntamento con la programmazione di oggi. Allora parliamo di ore 13 e ovviamente parliamo di salute. Oggi è martedì e quindi parleremo con l'ULSS 2 di progetti di umanizzazione per i bambini ricoverati. Gli ospiti sono Francesco Berazzi, direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Stefano Martellossi, direttore dell'unità operativa complesse di pediatria dell'ospedale Cafoncello, e Italo Lazzari, vicepresidente associazione Per Mio Figlio. E poi questa sera 20:10 torniamo a parlare della tragedia in discoteca Corinaldo e della sicurezza nelle discoteche. Lo facciamo con Giannino Venerandi, storico proprietario della discoteca Odissea di Spresiano, e con un volto notissimo ovviamente per quanto riguarda discoteche e musica ovviamente, cioè Barry Mason, DJ di Radio Padova. Con loro cercheremo di capire quanto c'è pericolo nelle discoteche nostre del Veneto e perché, cosa può essere successo in quella discoteca. È tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di martedì 11 dicembre. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna del bel tempo, asciutto e stabile ovunque. Sarà soleggiato su tutti i settori. Sulla nostra regione infatti il cielo si presenterà in prevalenza sereno o al massimo con poche nubi sparse. Non sono attese precipitazioni. Temperature in lieve calo, con minime comprese tra -2 e 1 grado. Massime oscillanti invece tra 5 e 10 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Sarà una giornata all'insegna di un tempo asciutto e stabile. Sulla nostra regione non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Ampio soleggiamento dunque un po' su tutti i settori, tuttavia con qualche innocuo addensamento. Temperature in diminuzione, minime tra lo 0 e 1 grado. Valori massimi compresi invece tra 7 e 9 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo asciutto anche sulla nostra regione, non mancherà il sole, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Qualche nube in più a partire dal pomeriggio, anche con locali nevicate sui settori di confine. Temperature minime tra -1 e 0 gradi. Valori massimi compresi invece tra 5 e 6 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.